Una fitta nebulosa di incertezze, dubbi e preoccupazioni aleggia intorno al polo universitario di Agrigento. Scansata la ghigliottina da parte dell'ex provincia regionale di Agrigento, con la conseguente revoca dell'atto di recesso quale socio maggioritario del CUPA, che ne avrebbe causato l'immediata chiusura, ad oggi tutto è piombato in un limbo grigiastro dal quale non si riesce a scorgere una benché minima definizione del profilo risolutore della vicenda. Stamane gli studenti, esausti da questa instabilità, hanno convocato un'assemblea indirizzata agli esponenti politici regionali e nazionali per scuotere le coscienze e capire lo stato d'avanzamento della questione Cupa. Noi ancora attendiamo una certezza perché in realtà la revoca è stata fatta, ma ci è stato ben spiegato che questa regola è vincolata dallo stanziamento dei finanziamenti da parte della Regione. Quindi noi attendiamo questa approvazione della finanziaria. Oggi questo incontro nasce proprio per questo, per chiedere un impegno, una posizione politica da parte di chi ci rappresenta per poter accertare, quindi dare una certezza al nostro futuro e facendo inserire il CUPA come all'interno della finanziaria, perché noi non vogliamo sopravvivere solo fino a settembre, noi vorremmo studiare in santa pace, non con la paura che l'anno prossimo dovremmo trasferirci o quant'altro. Chiediamo che il governo nazionale ci aiuti magari con un decreto ad hoc, con una legge ad hoc affinché possano arrivare questi benedetti fondi e il CUPA quindi non chiuda, perché siamo in una situazione insostenibile, una situazione di crisi, ma la cultura ad Agrigento non può morire. Una situazione che non ha una direzione ben precisa verso la quale proiettarsi. L'unica possibilità di salvezza è un necessario soccorso di fondi che allo stato attuale non arriva. Noi come diciamo ci stiamo attivando, però è chiaro che sono gocce in un deserto se non arrivano i soldi allora, che dovrebbe stanziare la regione. Quindi io devo dire la verità, sono sempre un ottimista, però in questo momento sono preoccupata perché Allo stato attuale quindi tutto è uguale a prima? cioè, sono cambiate le iniziative, nel senso che noi stiamo cercando di dare contenuti al polo o quello che si vorrebbe costituire come centro culturale nell'area del Mediterraneo, ma è chiaro che se non arrivano i finanziamenti già promessi tante volte da parte della Regione, la situazione istituzionale, ecco, il quadro istituzionale non è dei più incoraggianti. Ecco, lei ha già parlato magari con qualcuno dei politici qui presenti, le hanno detto qualcosa in merito, come si stanno muovendo? Ma guardi, loro si stanno muovendo, diciamo, attivando tutti i canali possibili e immaginabili, però leggendo le notizie che arrivano sono di un buco nel bilancio della regione, tragico direi, drammatico,